Dimitri Coin, segretario provinciale della Lega Nord, insomma un'analisi di questo voto, di queste elezioni, soprattutto in provincia di Treviso, la Lega, primo partito, la marca roccaforte della Lega. Sì, era un dato che dire che ci aspettavamo magari è forse eccessivo, però sul quale insomma contavamo. È arrivato, è frutto di un grande lavoro che è stato fatto in questi ultimi anni e anche non va sottovalutata lunga insomma del referendum sull'autonomia e una presa di posizione forte della Lega Nord sul concetto di autonomia del Veneto. Qui nella Marca la Lega aveva sempre mantenuto il suo zoccolo duro, ma certo anche a livello nazionale, insomma dal sotto il 5% ritornare ai valori attuali è stato un percorso notevole. Sì, ma è un percorso di credibilità, che ha visto premiata la coerenza di Matteo Salvini. Mandate a Roma dalla Marca una pattuglia nutrita di parlamentari. Sì, ad ora i parlamentari eletti sono 8 su 9 candidati, speriamo che con i resti riesca a passare anche il nono e sicuramente la squadra è di qualità, è compatta e sarà assolutamente affidabile. L'impegno di questi parlamentari, il mandato che affidate loro? Il mandato è quello prevalentemente di portare avanti la volontà popolare che si è manifestata con l'autonomia e dopo sicuramente c'è il mandato di avere, e questa l'abbiamo tutti quanti dentro di noi, quella grande coerenza che ci farà rimanere dove siamo. Non succederà come è successo nella passata legislatura che parlamentari eletti anche nelle file della Lega poi si siano spostati in altri partiti. Questi resteranno assolutamente dove sono stati eletti. Questo è anche un aspetto prioritario in vista della formazione del governo, di possibili alleanze. Le urne consegnano un paese spaccato a metà, ora bisognerà trovare la quadra per poter assicurare un governo. Sì, questa quadra dovrà trovarla la persona alla quale verrà affidato l'incarico esplorativo per la formazione del governo. Il centrodestra è la coalizione di maggioranza relativa e quindi a questa coalizione, secondo logica, spetta il mandato. Da accordi interni chi prendeva un voto in più avrebbe dovuto essere il soggetto che si prendeva la leadership della coalizione. La Lega è il partito che ha avuto la maggioranza relativa all'interno della coalizione, per cui Matteo Salvini dovrebbe essere chi riceverà il mandato esplorativo. Questo risultato nazionale può essere un traino anche per le comunali di Treviso? Ma assolutamente sì, perché alla fine con 8 parlamentari in provincia di Treviso e con il comune di Treviso che va al voto le forze verranno concentrate qui. Poi sperate di ricompattare anche a livello locale la coalizione vincente a livello nazionale? Sì, lo auspichiamo assolutamente, anche perché non sarebbe logico, cioè una coalizione che è stata di maggioranza relativa nel paese con Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia, è impensabile non venga replicata nella città roccaforte della Lega, con un candidato sindaco della Lega oltretutto.